Dopo una serata trascorsa tra un drink e una passeggiata romantica in riva al mare, il ragazzo ha commesso la violenza e si è poi dileguato nella notte, lasciando la vittima ferita e sanguinante. La ragazza è stata trasportata prima all'ospedale di Giulianova e successivamente all'ospedale Mazzini di Teramo, dove i medici hanno confermato la veridicità del suo racconto. I carabinieri di Teramo hanno immediatamente avviato un'indagine e stanno cercando di identificare il responsabile descritto nei dettagli dalla vittima. Sono stati acquisiti i reperti medici e sono in corso accertamenti sul DNA e altri elementi biologici per risalire l'aggressore. La tensione in Medio Oriente è alta dopo un attacco dal Libano che ha ucciso 12 bambini drusi a Mid al-Shams. Israele prepara una risposta contro Hezbollah, accusato dell'attacco. Erdogan ha minacciato un'invasione di Israele, paragonando Netanyahu a Hitler. Il Ministero della Difesa israeliano Gallant ha promesso che Hezbollah pagherà per l'attacco. Blinken e Herzog hanno discusso di evitare un'escalation e trovare una soluzione diplomatica. Diverse compagnie aeree, tra cui Lufthansa, Air France e Transavia, hanno sospeso i voli per Beirut. Tajani ha chiesto protezione per il contingente italiano UNIFIL e ha ribadito l'importanza di rispettare la risoluzione ONU 1701. La situazione rimane molto volatile, con attacchi e contrattacchi in corso. Circa 300 persone hanno partecipato ai funerali delle 3 vittime del crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia. Nonostante l'organizzazione prevedesse fino a 2000 presenze, molte sedie sono rimaste vuote. Le esequie, celebrate dall'arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia, si sono tenute in piazza Giovanni Paolo II, anticipando l'orario per il caldo. Durante l'omelia, l'arcivescovo Battaglia ha evidenziato come il crollo della vela rappresenti un simbolo di un crollo morale e sociale che deve essere contrastato in tutte le periferie del sud Italia. L'arcivescovo ha sottolineato la resilienza di Scampia, invitando a evitare etichette frettolose. La città di Napoli ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco Gaetano Manfredi ha discusso la possibilità di far rientrare alcune famiglie nelle vele. La procura ha aperto un'indagine per crollo colposo e omicidio colposo. La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente Xi Jinping alla Diaoyutai State House per discutere delle relazioni bilaterali, in particolare dopo la nuova decisione di non rinnovare l'adesione alla nuova Via della Seta. Meloni ha evidenziato l'importanza strategica dell'Italia nel migliorare i rapporti tra Cina e Unione Europea e ha sottolineato il ruolo cruciale della Cina nelle crisi internazionali. Xi Jinping ha richiamato lo spirito dell'antica Via della Seta per sviluppare relazioni storiche e strategiche. Meloni ha inoltre inaugurato una mostra a Pechino e ha incontrato il presidente dell'Assemblea del popolo cinese, Zhao Li. Il giorno precedente Meloni ha incontrato il premier cinese Li Shang, firmando 6 accordi, inclusi quelli sull'auto elettrica. Li Shang ha sottolineato l'importanza di una cooperazione più profonda e di trattarsi con sincerità e onestà. Meloni ha richiesto trasparenza e collaborazione, evidenziando la necessità di bilanciare gli scambi commerciali e gli investimenti tra i 2 paesi. L'inchiesta sul mostro di Firenze potrebbe riaprirsi, grazie alla scoperta di un DNA sconosciuto su un proiettile usato nell'omicidio di Daniel Marriott e Gian Michael Crevincili. Lorenzo Iovino, ematologo italiano negli Stati Uniti, ha identificato questo DNA, che appare anche sui proiettili di altri 2 omicidi, quelli di Horst Wilhelm Meyer e Jan Suv Rush, e Pia Rontini e Claudio Stefanacci. L'avvocato Veri Adriani, che rappresenta i familiari delle vittime, chiede ora comparazioni con i reperti esistenti e profili di persone indagate in passato. Potrebbe essere richiesta la riesumazione del corpo di Stefania Pettini, uccisa nel 1974, per cercare ulteriori indizi.